Bene, grazie, un benvenuto a tutti, a chi è presente, a chi ci sta seguendo in streaming e ringrazio veramente CNA per aver scelto la nostra sede, la casa di tutti i veneti, per presentare il rapporto Osservatorio Economia e Territorio dal titolo Centralità periferica, sostenibilità e qualità delle aree interne in Veneto. Un ringraziamento dunque ai vertici della CNA, dal Presidente Moreno De Col, nonché ad Alberto Cestari, ricercatore del Centro Studi Sintesi, con cui abbiamo fatto anche altre cose in passato, e a quanti si sono prodigati nella realizzazione dello studio molto importante, come cercherò di spiegare, e che oggi qui viene presentato. Come Presidente del Consiglio regionale, come membro del Comitato delle Regioni a Bruxelles e componente delle commissioni NAT ed ENVE che seguono tra l'altro problematiche dell'ambiente, protezione civile, turismo e agricoltura, non posso che essere contento appunto e anche ho un grande interesse di questa iniziativa della CNA, che peraltro deve essere inserita in un contesto più ampio di riflessione. Siamo davanti ad una questione. Le aree cosiddette e secondo qualcuno marginali, che secondo me invece è strategica, è un vero banco di prova che sta investendo non solo il Veneto o l'Italia come nazione, ma anche l'intero territorio europeo, che dal secondo dopoguerra ad oggi ha visto un progressivo impoverimento delle aree interne con la diminuzione della popolazione residente, il calo di livelli occupazionali e soprattutto l'abbattimento dell'offerta di servizi. Processi questi che vanno sommati ad altri fenomeni, soprattutto in campo ambientale, ad esempio l'avanzare di aree incolte o abbandonate sino al dissesto idrogeologico, male drammatico del nostro Paese. In realtà in tutta Europa è evidente il divario tra i poli di erogazione di servizi e gli ambiti marginali, tra centri urbani e periferie marginalizzate, territori deindustrializzati e campagne o territori montani o collinari spopolati. Per i cittadini degli ambiti più fragili e marginali, e ciò vale anche per le città, pensate ad esempio dalla crisi delle banlieue francesi, emergono diritti di cittadinanza che rischiano di essere negati e determinano delle diseguaglianze inaccettabili che stanno alla base di fortissime tensioni sociali pronti ad esplodere. Non dimentichiamo il dettato dell'articolo 3 della Costituzione italiana. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini ed impediscono il pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. In questo senso vero e profondo appunto è dello studio che viene presentato oggi. Cosa possiamo e dobbiamo fare per dare attuazione a quanto previsto dalla Carta Costituzionale? Si faccia attenzione, non parliamo della contrapposizione tra città e campagna, binomio che ha avuto negli ultimi 50 anni una propria evoluzione. I cambiamenti socio-spaziali hanno profondamente mutato il rapporto città-campagna con esiti tanto evidenti quanto interessanti in Veneto, con un policentrismo diffuso, caratteristica specifica veneta a cui fa da specchio l'urbanizzazione del territorio. Non da ultimo occorre tenere bene in mente i cambiamenti dei modelli di produzione, distribuzione e di consumo. Questa catena ha permesso alle campagne di recuperare gran parte delle proprie antiche funzioni produttive e culturali che erano state cedute alle città. Oggi non a caso si parla di un rapporto tra urbano e rurale per sottolineare il nuovo atteggiamento della società nei confronti dell'ambiente rurale al quale si attribuiscono valori positivi, come era già accaduto nell'umanesimo, come quelli della bellezza del paesaggio, della tranquillità, della salubrità dei luoghi e della presenza di alimenti genuini e delle relazioni sociali. Questa evoluzione positiva è stata in questi ultimi anni e decenni ancora più accompagnata dalla contestuale presenza e sviluppo di adeguati servizi e adeguate infrastrutture che hanno, per usare i termini della Costituzione, rimosso gli ostacoli di ordine economico e sociale. Abbiamo visto benissimo, specialmente nel post-Covid, anche un trasferimento di lavoro e di professionalità nelle aree cosiddette interne. Questa evoluzione non è avvenuta nelle aree interne. Le aree interne sono cosa ben diversa, soprattutto anche se non in via esclusiva nell'ambito montano o collinare nel nostro Veneto.
e non hanno conosciuto queste dinamiche, anzi sono state via via impoverite. Qui gli ostacoli non sono stati rimossi, lamentiamo tutte le polemiche sulla chiusura degli uffici postali, la rarefazione degli sportelli bancari, la chiusura dei piccoli negozi di vicinato e dei centri minori. Non mi dilungo oltre, non voglio sottrarre tempo alla vostra presentazione che parla appunto del Veneto, regione che pur nel contesto generale ha proprie specificità, ad iniziare da un tessuto e cultura rurale ancora oggi leggibile e resistente. Per cui nelle nostre aree marginali innanzitutto è necessario rafforzare e sostenere l'agricoltura di tutti i tipi, le piccole comunità, le attività economiche locali a partire dall'artigianato o dal piccolo commercio, sviluppando il turismo sostenibile, magari lento e green come quello dei cammini o del cicloturismo, riconoscendo comunque le complessità emergenti e talvolta conflittuali tra pluralità degli attori coinvolti. Pensiamo per le zone montane o di collina anche al solo tema dei grandi carnivori o predatori, dagli orsi ai lupi, per non parlare dei cinghiali, il cui contenimento è necessario se vogliamo garantire ad allevatori ed agricoltori che esercitano il ruolo decisivo nel presidio di gran parte del territorio rurale e montano livelli adeguati di sicurezza e tali da consentire la loro presenza e le loro attività appunto in aree marginali. Lo dico in modo spiccio, tanti, troppi tra chi discetta di orsi e lupi o cinghiali che non sono usciti dalle favole, non sono appunto agricoltori o imprenditori di montagna, non hanno cioè idea di cosa significa gestire e far lavorare una piccola impresa agricola nelle aree appunto collinari o montane, o avere un piccolo negozio, una bottega che deve appunto sostenersi nelle aree cosiddette marginali. Non sanno appunto chi discetta di lupi ed orsi, non sanno cosa significa venire sbranati gli animali anche da affezione e cosa significa poi gestire un gregge e una mandria dopo aver avuto incursioni notturne di qualche grande carnivoro. Vivere e lavorare nelle aree interne non significa vivere nelle favole o immersi in una dimensione idilliaca e romantica, significa sporcarsi le mani ogni giorno tra mille difficoltà, significa alzarsi presto alla mattina. Il tema che avete affrontato è veramente strategico e, come ho detto, non riguarda le aree interne in senso stretto, riguarda tutti, perché le sfide delle realtà in cui vivono i cittadini non hanno accesso a servizi, dall'assistenza sanitaria all'educazione, all'accesso alle tecnologie e via via discorrendo, quindi, e con condizioni, ripeto, che non sono paragonabili magari a una città metropolitana. Ricordo sommessamente che quando ero assessore ai fondi comunitari, parliamo della programmazione 2014-2020, in quel momento già tutte le regioni italiane spinsero molto per creare una parte di fondi comunitari di coesione destinata alle aree interne. Fu quello il primo segnale che partì dalle regioni. Quella programmazione destinò una somma alle aree interne sia per progetti locali che per progetti nazionali, e anche la nuova programmazione ha mantenuto queste risorse. Quindi è un tema che, come vi dicevo, è sicuramente italiano, ma è un tema che è portato in discussione anche a livello comunitario, perché si stanno veramente comprendendo che non avere persone che vivono, lavorano e che mantengono un territorio con la loro attività in aree appunto extraurbane è strategico per il futuro non solo dell'Italia ma anche del nostro continente. E fare questo focus in Veneto assolutamente vi dà merito, perché è argomento che anche noi come legislatori regionali abbiamo a cuore, e ci servono dati, numeri e statistiche che ci permettono poi anche come legislatori di poter operare al meglio qui in sede di Consiglio regionale. Grazie ancora per questa vostra iniziativa, e adesso a voi il ruolo di gestire l'intera presentazione e giornata. Prego. Sì, grazie Presidente. Oltre ai saluti, credo che da parte sua ci sia stato molto dal punto di vista della comprensione del senso dell'iniziativa, e per questo la ringrazio, oltre che per la disponibilità,
anche per i contenuti che ha espresso, perché lui ha dato un quadro completo anche dello spirito con il quale questa cosa si inserisce in un contesto più ampio che è macro regionale, nazionale ma anche europeo. So che lei su questo è particolarmente sensibile e credo che noi dobbiamo ragionare in questa dinamica. L'iniziativa, ringrazio tutti i presenti, ringrazio anche della partecipazione la dottoressa De Pietro, che è la responsabile unica delle strategie per le aree interne, e i consiglieri regionali che sono presenti e quelli che in teoria dovrebbero arrivare, che magari si sono attardati. Dal mio punto di vista io voglio introdurre solamente l'argomento per poi lasciare la parola ai contenuti. Il tema per il quale noi abbiamo ragionato di centralità periferica in realtà viene da distante, l'abbiamo solamente spostato in avanti per colpa del Covid, perché questo tema da tempo riteniamo sia un tema strategico non solo per il territorio ma anche e soprattutto per la vita e il futuro delle nostre imprese e delle aree in cui operiamo. Per cui il titolo centralità periferica in teoria dovrebbe spiegare tutto, cioè il fatto di ridare una nuova centralità a un'area che si sta allargando in ambiti periferici, ma lo colleghiamo anche appunto alla sostenibilità e alla qualità di questi territori e avremo modo anche dai dati che presenterà il dottor Cestari di appunto approfondire tutti gli elementi. Si inserisce in un osservatorio che è 11 anni che facciamo assieme all'Emilia Romagna e alla Lombardia. Continuiamo a ragionare con questa relazione non solo per un benchmark, per un confronto con le altre due regioni, ma perché crediamo che queste aree siano veramente strategiche anche per disegnare o tratteggiare un futuro del nostro Paese e anche del contesto europeo. Come vedrete, i dati veneti e il contesto veneto è molto diverso dal contesto lombardo e dal contesto emiliano, ma abbiamo la necessità e l'obbligo di trovare formule e sinergie per affrontare questi argomenti assieme a tutta l'evoluzione dell'ambito manifatturiero, imprenditoriale del nostro territorio, che come ben sapete è un territorio che traina buona parte del PIL nazionale e che continua a essere un punto di riferimento anche per tutto il contesto europeo nel suo complesso. Io mi fermo qui dal punto di vista dell'introduzione e passerei subito la parola al dottor Cestari per la presentazione dei dati, che avrà modo di illustrare i contenuti del volume che vi è stato consegnato. E ringrazio anche tutti quanti i presidenti, gli imprenditori e i colleghi della CNA che in questo momento sono presenti, che ovviamente rappresentano il territorio e sul quale noi stiamo costruendo un'azione sinergica. Grazie. Buongiorno, ringrazio CNA Veneto per l'opportunità anche oggi di presentare i risultati del nostro lavoro e che appunto è un lavoro che viene da lontano perché appunto è l'11ª edizione che insieme a CNA Emilia Romagna e CNA Lombardia portiamo avanti. Ringrazio ovviamente il Presidente Ciambetti per l'ospitalità e per le parole di introduzione e il mio compito oggi è quello ovviamente di darvi un po' il sintesi, i numeri, cioè quello che è emerso da questo lavoro di ricerca e ovviamente anche darvi un po' delle linee guida perché i contenuti sono tanti, avete in mano uno strumento cartaceo che potete consultare, quindi vorrei anche darvi delle indicazioni per interpretare correttamente le informazioni e i dati che appunto costituiscono lo studio. Innanzitutto, magari può essere un po' noioso all'inizio, ma è opportuno dire subito che cosa si intende per aree interne. Ovviamente le aree interne sono classificate dall'Istat da una decina d'anni e di fatto sono i comuni che distano diciamo un certo numero di minuti dai poli urbani che erogano i servizi. Quindi di fatto un'area interna è definita dai tempi di percorrenza, quindi dalla distanza effettiva verso i poli che erogano i servizi. I principali servizi sono l'istruzione, appunto la sanità e i trasporti, quindi una stazione ferroviaria. Questo è lo schema, la metodologia usata dall'Istat per appunto individuare i poli e di conseguenza le aree interne. Parliamo di comuni di cintura, quindi i poli sono i comuni che hanno tutte queste caratteristiche, che presentano contemporaneamente i servizi che ho appena elencato. I comuni di cintura sono i comuni che non hanno queste caratteristiche, che non hanno questi servizi, ma distano
dai poli urbani meno di 28 minuti. Questo è lo schema. Poi ci sono i comuni classificati come intermedio, che distano dai poli urbani tra i 28 e i 41 minuti, e poi arriviamo ai comuni periferici, la cui distanza oscilla tra i 41 e i 67 minuti. Addirittura ci sono i comuni ultraperiferici che per arrivare tempo di percorrenza effettivo stradale a un polo urbano ci andiamo verso i 70 minuti, quindi oltre un'ora in media. Quindi di conseguenza, quando si parla a livello generale di aree interne, si fa riferimento solitamente ai comuni dell'area intermedio, periferico e ultraperiferico. Quindi queste sono le aree interne, anche lo vedremo subito, a valere della Strategia Nazionale delle Aree Interne. Dalla programmazione 2014-2020, appunto con vari fondi europei e nazionali, si è portata avanti una strategia, appunto detta delle aree interne, per cercare di invertire la rotta. La rotta qual è da invertire? Quella del calo demografico, che poi vedremo fra poco. Il calo demografico che è il grande male di questi territori. E si sta appunto con varie politiche locali cercando di invertire la rotta tramite appunto azioni tese a fermare appunto questo drenaggio di persone, di residenti, e cercare di dare un'opportunità ai residenti e casomai attrarre anche attività economiche. Ci sono dei fondi. Nella slide ho ripiegato appunto le informazioni disponibili per le 3 regioni, perché ovviamente, come vedrete fra poco, tutto l'osservatorio si concentra sul Veneto, ma abbiamo anche la comparazione con l'Emilia e con la Lombardia. E nella perimetrazione di queste aree interne appunto per la politica SNAI si è usato ovviamente quella classificazione che ho fatto vedere poco fa. Per la strategia, non so se si vede molto, ma di fatto le aree SNAI, le aree della Strategia Nazionale delle Aree Interne, sono quelle identificate nel perimetro rosso. Sono 6 in Veneto e sono appunto il Comelico, il Cadore, l'Alpago Zoldo, Agordino e poi l'Altopiano di Asiago. C'è anche, queste sono in montagna, c'è anche l'area del Delta del Po. Sono realtà che sono appunto definite aree SNAI, che sono quelle appunto destinatarie delle risorse dei fondi per politiche locali di sviluppo. In realtà noi siamo consapevoli di questa iniziativa che per certi versi si sovrappone alla nostra griglia di analisi. Ovviamente però noi nel nostro studio abbiamo fatto un passo in più, abbiamo cercato di in qualche modo allargare l'analisi a tutti i comuni. Mi spiego meglio. Qui avete la griglia, i cluster di comuni che useremo appunto in tutto lo studio. Abbiamo identificato i poli urbani, ovviamente, che sono quelli in blu scuro, poi la cintura in azzurrino è rimasta tale, l'intermedio in giallino è rimasto tale, abbiamo aggregato le aree periferiche e ultraperiferiche, quindi di fatto nel verde abbiamo identificato le aree che di fatto distano almeno 3/4 d'ora dal appunto, tempo di percorrenza stradale effettivo dai poli urbani, quindi sono le aree assolutamente marginali. E le abbiamo chiamate aree periferiche, quindi il nostro campo d'azione, il nostro focus è focalizzato appunto sulle aree che vedete in verde scuro. Salta subito all'occhio una differenza rispetto alla Lombardia, ma anche soprattutto all'Emilia, e poi anche i dati lo diranno molto bene. Per esempio, l'Emilia, le aree interne, le aree periferiche, scusate, hanno una estensione maggiore, sono di più, occupano una fetta di territorio ben maggiore, e poi, mentre da noi, se guardate l'estensione, sono localizzate appunto nell'Alto Bellunese, nell'Altopiano di Asiago e appunto Delta del Po. Il Veneto è tutta una grande cintura, perché se guardate bene appunto il colore azzurro prevale, perché ovviamente per la conformazione urbana territoriale i tempi di percorrenza verso i poli urbani non sono elevatissimi. Questo ovviamente a livello statistico, quindi esuliamo da problemi sociodemografici e economici, quindi puramente a livello statistico di percorrenza di stradale. Questa è la mappatura, appunto, la nostra griglia di riferimento. Quante sono e dove sono le aree periferiche in Veneto? Sono le aree ultraperiferiche, quelli proprio marginali, sono 43 comuni, sono il 7,6% del totale dei comuni veneti. Come vedete, la comparazione con l'Emilia Romagna, 24% dei comuni in aree periferiche
e 15% in Lombardia, già questo è un dato molto significativo. Questi comuni però sono relativamente pochi, ma occupano una fetta importante del territorio, circa il 15% in Veneto. Addirittura se guardiamo molto velocemente in Emilia sfioriamo il 30% e il 25% in Lombardia. Molto velocemente questi comuni appunto sono di piccola dimensione, lo vediamo poi, valgono circa il 2% totale della popolazione in Veneto, e anche qui vedete la comparazione con le altre due regioni. In questi territori appunto, operano circa 35.000 addetti, l'1,8% del totale, ma qui vado veloce perché è puramente una fotografia statistica di dove sono e come sono collocati appunto a livello economico, il 2,6% delle imprese attive, totale Veneto, l'1,3% del valore aggiunto. E poi veniamo un po' ai contenuti appunto più interessanti, che riguardano innanzitutto la collocazione. La collocazione è prevalentemente montana, 81% del territorio delle aree interne, aree periferiche, sono in montagna. E poi nella torta più in basso è la distribuzione per classe d'età. Si nota subito, è un fenomeno che riguarda tutta Italia in realtà, ma che c'è una rilevante porzione della popolazione che ha più di 65 anni, quindi il 28% è statisticamente anziano. Quindi è un dato che poi analizzeremo meglio e che è in qualche modo molto esemplificativo della situazione di questi territori. Fatta questa premessa generale a livello statistico, andiamo a vedere per 3 macro temi come si caratterizzano questi territori delle aree periferiche. Innanzitutto, la parte diciamo così, relativa alle tendenze demografiche e sociali, possiamo già in qualche modo anticipare quello che poi i dati diranno. Sostanzialmente questi territori si caratterizzano per un calo demografico notevole. Negli ultimi 10 anni, quindi 2012-2022, siamo oltre il 7%, arriviamo quasi il 9% se allarghiamo l'orizzonte agli ultimi 20 anni. E poi c'è un indice di vecchiaia molto elevato, e un rapporto appunto anziani-giovani molto elevato, e poi c'è una diciamo così, diminuzione della natalità, quindi di fatto il tasso di naturale appunto, che misura la differenza fra nati e morti sta peggiorando come indicatore. Questa è la prima mappa che indica molto intuitivamente come è andata la popolazione negli ultimi 20 anni. E ovviamente i macchie in rosso scuro sono i territori che hanno perso di più popolazione, più del 10%, e sono grosso modo collocate, ve lo vedete anche in maniera molto semplice, nelle aree che sono appunto il nostro focus di oggi, quindi le aree periferiche. A differenza di questi territori che hanno perso popolazione, le aree della cintura, quindi i comuni limitrofi alle aree urbane, hanno invece conosciuto un grande exploit, quasi il 12% della popolazione in aumento in 20 anni. La stessa analisi l'abbiamo fatta su un periodo più breve, gli ultimi 10 anni. Qui abbiamo un 7% di contrazione della popolazione nelle aree periferiche. Questo cosa vuol dire? Che il calo demografico è avvenuto recentemente, quindi negli ultimi anni si è accelerato il calo demografico di questi territori. Complessivamente il Veneto sappiamo che è in calo demografico negli ultimi anni. Gli unici comuni che nel periodo recente hanno ottenuto sono i comuni appunto di cintura, 0%, quindi crescita nulla. L'indice di vecchiaia, anche qui è un dato molto interessante, mette il rapporto tra il numero di anziani ogni 100 bambini, ragazzini, quindi under 15. E come vedete abbiamo una media delle aree periferiche in Veneto del 272, quindi vuol dire che ogni 100 ragazzini, bambini, ci sono 272 anziani. È un dato nettamente elevato rispetto per esempio a quello dei poli urbani e molto più elevato rispetto ai comuni di cintura. La cartina aiuta anche a inquadrare bene e si vede che c'è una certa sovrapposizione appunto con i territori di analisi, quindi di fatto le aree di montagna, lo vediamo bene nel Veneto ma anche in Lombardia e soprattutto in Emilia Romagna, sono quelle che si contraddistinguono con il colore più intenso, quindi lì c'è un rapporto anziani-giovani molto elevato, molto sperequato. E poi qui i numeri dell'inverno demografico. Qui abbiamo riportato negli ultimi 20 anni appunto il tasso naturale, che è il rapporto molto semplicemente differenza fra nati e morti ogni 1000 abitanti.
Nelle aree periferiche è peggiorato molto, da meno 2,7 per 1000, quindi questo tasso naturale, a meno 7,7, quindi in pochi anni, in 2 decenni, è aumentato tantissimo e quindi di fatto c'è uno spopolamento, quindi una calo delle nascite e quindi ovviamente con le conseguenze che poi vedremo fra poco anche a livello economico e sociale. Il secondo blocco, il secondo macro tema sono le imprese, quindi il contesto economico, le vocazioni economiche. Anche qui c'è stato un calo del numero di imprese, anche se in realtà nei territori del Veneto, nelle aree periferiche del Veneto, è stato minore rispetto a Lombardia e Emilia-Romagna, e sono territori, quelle delle aree periferiche, in cui c'è una forte vocazione dell'artigianato. Mediamente c'è un delta fra poliurbani e aree periferiche del 10% come quota di aziende artigiane. E poi sono territori in cui le specializzazioni economiche sono ben evidenti, sono appunto l'agricoltura, il turismo, la ristorazione e le costruzioni. Questi sono i grandi filoni in cui appunto questi territori sono specializzati a livello economico. Cerco di andare un po' veloce, identico schema per la popolazione, questa è la variazione delle imprese fra appunto 2012 e 2022. È un po' diverso rispetto alla dinamica demografica, ma si nota chiaramente che il rosso scuro sono i territori in cui si è perso di più del 10% appunto delle imprese negli ultimi 10 anni. Sostanzialmente, per quanto riguarda appunto i nostri territori, occupa la bassa pianura, la zona appunto a sud di Padova, per capirci, fino al Po, e identico l'asse del Po riguarda anche per esempio appunto la Lombardia e l'Emilia. Questa è la fotografia del numero di imprese. Invece qui abbiamo riportato la quota di imprese artigiane. Ovviamente il colore più scuro, quindi il blu scuro, indica una quota di imprese artigiane sul totale superiore a 1/3, quindi più di nei comuni che vedete appunto identificati in blu scuro, più di 1/3 delle imprese sono artigiane. Ed è un dato significativo perché appunto, come vedete, riguarda anche molti territori che sono collocati nelle aree periferiche, nelle aree montane. In media, in Veneto, nelle aree periferiche, siamo al 23,6% di imprese artigiane. In realtà il Veneto si differenzia, come dicevo prima, dall'Emilia e dalla Lombardia, perché la quota più alta dell'artigianato è in realtà nei comuni di cintura, 28%. Come vedete invece l'artigianato è molto, diciamo così, è meno presente, nei poli urbani siamo sotto al 20%. Dimensione aziendale, quindi artigianato, ma è importante anche valutare la dimensione aziendale. Nelle aree periferiche le imprese sono piccole, sono mediamente piccole, il numero di addetti per ciascuna impresa è di 2,5. Come vedete più si sale, o meglio, più si arriva verso il centro dei poliurbani, più aumenta la dimensione aziendale, si arriva appunto ai poliurbani che hanno una media di 3,8 addetti per impresa. E vado veloce anche qua, questa è la concentrazione di addetti, quindi il numero di addetti ogni 100 abitanti. Qui emerge un dato saliente che è secondo me la distribuzione del colore intenso blu, quindi più di 40 addetti ogni 100 abitanti, sostanzialmente nella via Emilia per quanto riguarda l'Emilia Romagna e nell'asse dell'A4 per quanto riguarda le Lombardia e il Veneto. In realtà il Veneto si nota chiaramente c'è un policentrismo anche dal punto di vista aziendale, perché come vedete prende non solo l'asse della 4 ma anche la parte della pedemontana e quindi c'è una conformazione differente rispetto appunto a quella dell'Emilia e della Lombardia. Velocemente si parlava prima delle vocazioni agricola, in particolare delle aree interne, appunto l'11% in Veneto diciamo, delle imprese nelle aree periferiche sono vocate all'agricoltura. È un dato che è nettamente superiore per esempio alla media regionale che è del 4%. È una conformazione che comunque si trova anche nelle altre regioni che abbiamo analizzato. Mentre l'industria intuitivamente è meno presente, quindi siamo sotto il 16% per quanto riguarda gli addetti, mentre come notate nella cintura si arriva al 40% degli addetti appunto nell'industria. Costruzioni, un altro driver importante delle aree periferiche, siamo a quasi l'11% appunto degli addetti che sono collocati in questi territori. E importante anche il complesso
l'aggregato del commercio, alberghi e ristorazione, che è il principale macro settore economico di questi territori. Arriviamo a sfiorare il 42% degli addetti appunto sul totale, quindi tanto per dire la media regionale è sotto il 27%, quindi c'è una specifica di questi settori. Servizi invece sono poco presenti, notate invece che nei poli urbani l'istogramma indica appunto in Veneto una quota del 45% degli addetti nei servizi, diciamo così, non commercio, quindi il terziario avanzato. E qui abbiamo riportato in maniera sintetica, più che potevamo, le specializzazioni settoriali nelle aree periferiche del Veneto e nelle altre regioni. Diciamo che mediamente valore pari a 1 indica una specializzazione nella norma, mentre più si sale col valore, e vuol dire che c'è una concentrazione maggiore di questi settori, di questi addetti. Quindi di fatto abbiamo agricoltura, abbiamo l'alloggio e ristorazione e poi le costruzioni. Indico per il Veneto praticamente i riquadri che sono colorati in verde o verde più intenso. L'ultimo blocco di analisi, cerco di andare veloce perché comunque i dati sono molti, riguarda i comuni, riguarda le conformazioni amministrative, riguarda appunto la parte istituzionale dei comuni. Il dato saliente è che questi territori delle aree periferiche sono caratterizzati da piccoli comuni. Mediamente la dimensione media di questi territori è di 2100 abitanti, quindi è un dato di fatto che in qualche modo si ripercuote anche sulla capacità di erogare servizi e su anche la capacità di essere attrattivi, diciamo così, per gli esterni, per i residenti esterni, ma anche per i residenti stessi che invece sono costretti in qualche modo a emigrare, a scegliere un altro posto per lavorare e vivere. Perché ovviamente i costi per i servizi sono maggiori, la tassazione tendenzialmente è maggiore, ma soprattutto le risorse dei bilanci sono indirizzate per i costi fissi, quindi ci sono diseconomie di scala che in qualche modo hanno ripercussioni anche sul resto. E poi, lo vedremo poi, abbiamo dato delle indicazioni, diciamo, generali dallo studio, ma che vedremo fra poco. Dicevo prima appunto la dimensione media delle aree periferiche, 2100 abitanti, invece più si va verso il centro più aumenta appunto il taglio medio dei comuni. E spesa corrente è l'indicatore principale del bilancio, quindi spesa corrente per abitante. Nelle aree più scure, blu scuro vuol dire appunto che c'è un costo maggiore del bilancio per i contribuenti, 1.200 euro pro capite. Vedete chiaramente che c'è una sostanziale sovrapposizione per quanto riguarda le aree periferiche in Veneto, quindi guardo il Bellunese, l'altopiano di Asiago, in parte anche il Delta del Po. Questa è una tendenza che riguarda anche ovviamente l'Emilia e la Lombardia. Vi faccio notare appunto che la media delle aree interne, la spesa media corrente per il bilancio appunto di 1.000 euro pro capite, la media regionale è di poco sotto gli 800 euro, quindi c'è un delta di 200 euro. In qualche modo la frammentazione amministrativa è responsabile di costi fissi maggiori. Costi fissi intendo anche appunto i consumi intermedi, quindi per l'acquisto delle forniture, per fare funzionare appunto le macchine amministrative, che sono appunto, scusate, sono troppo avanti. Ero qua, 690 euro pro capite di costi di funzionamento, e analogamente anche per la missione 1, che è quella che appunto identifica i servizi generali, quindi i servizi base dei comuni, quindi l'economico-finanziario, l'ufficio tecnico, l'anagrafe e le risorse umane, siamo nettamente superiori per esempio ai comuni di cintura, quindi ci sono costi maggiori. Vado alla conclusione. Abbiamo identificato con CNA 4 considerazioni, 4 elementi anche, diciamo così, strategici per questi territori, e i problemi delle aree periferiche, come in qualche modo è stato già accennato prima, non sono solo le aree periferiche, riguardano tutto il Veneto, perché ovviamente per la loro collocazione montagna, e hanno appunto una fetta importante del territorio veneto, 15%, ovviamente tutto quello che accade o che non accade in realtà in questi territori poi prima o poi si ripercuote a valle. In questa osservazione la vocazione agricola
che abbiamo evidenziato prima a livello statistico, ha un ruolo molto importante, perché appunto riveste secondo noi un'importanza strategica che appunto può dare una mano sia dal punto di vista di prospettive economiche per il territorio, sia anche in chiave di assetto idrogeologico, perché ovviamente l'agricoltura significa anche cura del territorio. La seconda prospettiva, il secondo ragionamento che abbiamo fatto, è che questi territori si prestano molto bene a sviluppare sinergie appunto tra turismo e artigianato. Prima ne accennava il Presidente, non si tratta di scommettere sul turismo intensivo, ma di un turismo slow, con i cammini, con le piste ciclabili, con le esperienze enogastronomiche, quello che in qualche modo ormai tutti sono consapevoli di questa vocazione. Ovviamente l'artigianato in questo contesto, vista anche appunto la vocazione turistica, vista la scarsa industrializzazione di questi territori, può rappresentare un supporto e può trovare appunto linfa vitale da questa vocazione turistica. Terzo elemento che abbiamo identificato riguarda le prospettive di residenza. Quindi abbiamo detto che in qualche modo i dati indicano che è necessario invertire la rotta, quindi cercare di appunto far rimanere le persone in questi territori o addirittura far sì che vadano a vivere lì. Ovviamente, considerazione che facciamo, le aree periferiche sono identificate esse stesse per la distanza, diciamo così, dai poli urbani, quindi dalla rilevante distanza, che fino a un certo punto si può ridurre, perché si può scommettere sulla riqualificazione delle strade, però la distanza comunque territoriale rimane. Quello che si può fare invece molto, e che si sta già in qualche modo facendo, è ridurre la distanza digitale. In qualche modo la distanza fisica non si può annullare, la distanza, diciamo così, a livello immateriale, possiamo dire, può essere anche annullata. Quindi bisogna investire sulla banda ultralarga, perché questo può essere non solo è la base minima per servire i cittadini, per far sì che non ci siano cittadini di serie A e di serie B, quindi fornire anche questi cittadini di tutti i servizi pubblici, l'istruzione, la sanità, la pubblica amministrazione in generale, ma anche è l'infrastruttura base per far sì che persone decidano di vivere lì attraverso politiche di smart working. Quindi di fatto lo sviluppo della banda ultralarga è la condizione essenziale per dare una speranza a questi territori. L'ultima considerazione, e accennavo alla dimensione demografica dei comuni, ovviamente lo accennavo prima, i comuni piccoli hanno grosse difficoltà anche nell'erogare i servizi. In realtà, per aiutare i territori delle aree periferiche a invertire la rotta, non basta tenere aperto il municipio, ma occorrono più servizi. Per avere più servizi bisogna avere più risorse. E quindi, vista la rigidità del bilancio, una soluzione è quella di puntare forte sulle aggregazioni dei comuni. Aggregazioni che vuol dire non solo fusioni, tra l'altro so che a fine ottobre ci saranno 4 referendum probabilmente per la fusione di comuni in Veneto, ma anche potenziare le unioni, che possono essere sia nuove unioni sia lo sviluppo con nuove funzioni delle quelle attuali esistenti. Quindi queste sono, diciamo così, le grandi direttrici su cui, a nostro avviso di Cenerentola, bisogna investire, bisogna andare per dare un futuro non solo appunto alle aree periferiche, ma anche di conseguenza al nostro territorio veneto. Grazie per l'attenzione. Grazie Alberto. A questo punto lascerei la parola al Presidente della CNA del Veneto, Moreno De Coll, per la sua considerazione e relazione. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia, vi ringrazio della presenza, ringrazio soprattutto il Consiglio regionale, il Presidente Ciambetti, che ha accettato l'invito di poter essere oggi qui a presentare questo importante studio. Come diceva il segretario Ribon prima, abbiamo scelto di presentare questo studio, diciamo, focalizzato sui dati del Veneto al Consiglio regionale, perché il Consiglio regionale è il decisore politico del nostro territorio e quindi certe valutazioni, certe considerazioni è giusto che siano espresse appunto di fronte ai decisori politici che devono tracciare le linee di sviluppo per il territorio.
Posso anche dire che fra quanto ha detto il Presidente Ciambetti, che ringrazio ancora nel suo intervento iniziale, e i dati che ha sviluppato il dottor Cestari, abbiamo un quadro ben definito della situazione e posso anche dire che è già stato detto tutto, però alcune considerazioni rafforzative ritengo giusto e opportuno farle. Il dato dal quale partire, è già stato detto, ma voglio, come ho detto, ribadirlo, è il problema demografico in queste aree periferiche, problema demografico sia per le persone che risiedono, ma sia anche per le aziende, perché la mancanza di persone fa sì che anche ci sia una carenza dal punto di vista del mantenimento dell'operatività di talune attività produttive, commerciali e agricole. A cascata questo determina chiaramente un impoverimento del territorio, con le conseguenze che tutti noi vediamo. La mancanza di popolazione determina il fatto che tanti servizi non sono più sostenibili, determina il fatto che alcune attività commerciali non sono più sostenibili, determina anche il fatto soprattutto che il territorio venga abbandonato, non viene curato e i problemi poi che si innescano con gli effetti del mutamento climatico, questi problemi che stiamo vivendo anche in questi giorni, dal punto di vista idrogeologico, a cascata arrivano anche in pianura. Quindi il problema e la gestione dello sviluppo delle aree periferiche è un problema che riguarda non solo le aree periferiche, come ha ben detto Cestari nella conclusione del suo intervento, ma riguarda tutto il nostro territorio e dobbiamo essere consapevoli di questo, soprattutto i decisori politici, chi poi è preposto a individuare le linee di sviluppo del territorio, devono essere consapevoli di questo. All'interno di questa situazione l'artigianato, le nostre imprese, perché noi siamo qui come rappresentanti delle micro e piccole imprese, dobbiamo certamente dire che l'artigianato e la presenza delle attività rappresenta un presidio del territorio. Le grandi imprese possono delocalizzare, possono spostarsi dal punto di vista dell'appetitività economica anche da un certo punto di vista di certe aree, possono spostarsi all'estero, possono spostarsi in aree industriali attrezzate, logisticamente più servite. Chi invece svolge un'attività piccolo artigianale di servizio all'interno di un territorio che può essere il territorio montano o il territorio abbiamo visto nel Veneto, nella zona del Delta del Po, rimangono lì, non possono delocalizzare. E quindi la presenza dell'artigianato è comunque un presidio che rappresenta l'esistenza di una società che lavora, che fa qualcosa, che è operativa in quella determinata area. Dobbiamo quindi far sì che le politiche tendano a non abbandonare questo tipo di attività, anzi devono essere rafforzate, devono essere messe nelle condizioni di poter operare in maniera migliore, con più semplificazione, con incentivi dal punto di vista fiscale, con semplificazioni operative, con la possibilità quindi di gestire in maniera più semplice le proprie attività per far sì che sussistano le condizioni per rimanere in quella determinata area. L'agricoltura ha anche un ruolo, abbiamo visto, un ruolo importante, perché l'agricoltura vuol dire mantenimento del territorio, cura del territorio, cura dei corsi d'acqua, dei percorsi, dei boschi. Ci troviamo di fronte a una situazione in cui il bosco avanza sempre di più. Se è positivo per il fatto che abbiamo più alberi che raccolgono anidride carbonica, dall'altro però abbiamo un abbandono ulteriore del territorio coltivato con tutte le conseguenze che poi vediamo. In tutta questa situazione quindi, che non possiamo certamente dire sia positiva o sia rappresenti un'immagine diciamo di futuro rose e fiori, ci sono però anche opportunità evidentemente. Dobbiamo vedere l'aspetto positivo o il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, come si suol dire, no? In maniera molto semplificata. E i 4 punti che ha citato Cestari nel terminare il suo intervento, secondo me, secondo noi come CNA, rappresentano le linee direttrici principali all'interno delle quali si deve muovere la politica territoriale per valorizzare gli aspetti positivi appunto delle aree periferiche. Quindi abbiamo detto il presidio dell'agricoltura che deve essere rafforzato per mantenere la cura del territorio. Importante è
la sinergia tra turismo e artigianato. Turismo, come è già stato detto, lento, il turismo dei cammini, il turismo del cicloturismo, il turismo della esperienzialità, anche legato anche agli aspetti enogastronomici, cioè tutti elementi che sono molto richiesti dalla vita frenetica che c'è nei poli, che c'è nelle grandi città. E quindi queste aree ben si prestano a rappresentare un tipo di vita più sano, più lineare, più legato alla natura. Però per far questo ci devono essere infrastrutture, servizi, organizzazione, qualcosa si è fatto, qualcosa si sta facendo, ci sono comunque elementi che possono essere ulteriormente valorizzati, puntando non solamente a fare la pista ciclabile fine a se stessa o fare il bello puscoletto con le immagini di carta patinata, ma ci deve essere al di sopra un'organizzazione, un'idea di sviluppo turistico di questo tipo, legato quindi anche alla presenza dell'artigianato in queste aree. Parlo di esperienze personali, io vengo dall'Alpago, della provincia di Belluno, siamo attraversati dal percorso cicloturistico molto importante, uno di quelli più frequentati, Monaco-Venezia. Abbiamo quindi una presenza di turisti, soprattutto del nord, che attraversano la nostra area per spostarsi appunto in maniera lenta da Monaco o da aree diciamo del nord Europa fino a Venezia, e questo è un elemento, è solo un esempio, un elemento molto importante che potrebbe costituire un volano di crescita anche economica per quelle aree. Purtroppo però c'è da dire che l'infrastrutturazione dei servizi a favore di questo tipo di turismo sta prendendo piede, ma deve essere ulteriormente valorizzato. Ecco, quella secondo noi è la strada importante da percorrere per legare questi elementi, quindi cura del territorio, mantenimento del territorio, creazione di opportunità economiche per la gente che abita nelle zone periferiche legate a questo tipo di movimenti. Ovviamente le zone periferiche possono essere anche attrattive per nuove famiglie, perché il tipo di vita lento, il tipo di vita in ambiente non inquinato, meno stressante, può essere di interesse, anche per giovani famiglie. L'attività, il lavoro che abbiamo imparato a conoscere con lo smart working nel periodo della pandemia, chiaramente può essere fatto anche da casa. Chiaramente il muratore che costruisce una casa o il contadino che deve andare a raccogliere i prodotti del campo non può fare smart working, nemmeno il meccanico che aggiusta la macchina. Però chi lavora, diciamo, da una postazione fissa può anche svolgere l'attività in questo modo. Però questa attività può essere svolta se l'infrastruttura digitale è capace di sostenere, diciamo, i collegamenti. E oltre a questo, per una famiglia, diciamo, che viene da fuori, che vuole insediarsi in un'area di questo tipo, deve avere la vicinanza dei servizi, deve avere la possibilità di avere un'istruzione a livello, deve avere una sanità che funziona, deve avere il pediatra per i bambini, il medico di base che non ha un'enormità di clienti, diciamo, di pazienti e non è in grado di seguire le singole persone, deve avere punti importanti di sanitari, parlo di pronto soccorso, parlo di ospedali attrezzati vicini, quindi c'è tutta una rete che deve essere costruita. E il percorso secondo me può essere immaginato e ci deve essere una maggiore attenzione a questo, perché solo in questa maniera potremo far sì che queste aree, che come abbiamo visto si stanno spopolando di più rispetto ai poli, rispetto alle aree di cintura, diciamo, sono queste le attività che possono far sì che ci sia una ripresa della residenzialità in queste aree. Recentemente, solo una nota, leggevo in provincia di Belluno, nella zona della Val di Serende del Grappa, è nata una bambina dopo non so quanti anni che non nasceva più nessuno. Anche quello è un segno chiaramente di positività di gente che viene da fuori perché ha trovato la possibilità di operare, di lavorare in quell'ambito. Sono spot, ovviamente, non segnano un cambio di tendenza, però la politica deve guardare a questo. Ultima cosa, della quale ha parlato Cestari, che voglio ribadire anch'io, l'efficienza amministrativa. Io vengo dall'esperienza del mio comune che ha avuto una fusione, 3 comuni si sono fusi, cioè l'idea iniziale all'inizio degli anni 2000 era diffondere tutti i 5 comuni dell'Alpago, non siamo riusciti a farlo, la cosa è stata limitata a 3. Lo diceva il sindaco Peterle recentemente, che doveva essere oggi presente però poi non ha potuto esserci, i passaggi non sono semplici perché la trasposizione anche per la popolazione dell'attività
amministrativa da un comune a un comune più grande non è semplice, però la strada è quella. I piccoli comuni non sono più in grado di dare servizi, oppure sono in grado di darli finché il sindaco, che è volonteroso, usa il pulmino, va a riparare la buca sulla strada con l'asfalto, ci mette del proprio. Ma visto e considerato che già trovare gente disponibile a mettersi in lista per i piccoli comuni è molto difficile, andando avanti di questo passo non ci saranno neanche più le liste che si presentano per le elezioni comunali nei piccoli comuni, salvo casi sporadici. Quindi l'unione dei comuni o la fusione dei comuni è l'unica strada, secondo me, secondo noi come CNA, percorribile per dare un'efficienza amministrativa maggiore. Abbiamo visto dai dati che i comuni che spendono di più per pro capite sono i comuni periferici, ma non perché fanno più cose degli altri, perché spendono tanto di fronte a un numero limitato di persone che ci abitano e quindi la cosa diventa sbilanciata rispetto ad altri territori della nostra regione. Ecco che mettendo insieme queste 4 considerazioni di base possiamo immaginare un futuro migliore anche per queste aree periferiche che investono grossa parte del territorio della nostra regione. Avete visto la differenza che c'è tra lo stesso tipo di aree nell'Emilia Romagna e nella Lombardia. Noi guardiamo il nostro territorio e dobbiamo cercare come corpo intermedio, come associazione di rappresentanza delle imprese, di fare il possibile affinché chi lavora nelle nostre aree periferiche possa avere opportunità di crescita, di sviluppo, tanto quanto, se non di più, di chi già è favorito dalla presenza in aree più centrali, più infrastrutturate e dotate di migliori servizi. Ecco, non aggiungo altro perché penso che il quadro sia abbastanza chiaro e delineato. Direi per concludere che se da parte degli intervenuti, dei presenti, c'è qualche domanda, qualche richiesta, qualcosa di particolare in dati specifici o altro, siamo qui per poterlo dare. C'è Stari per quel che riguarda la parte tecnica, Ribon e anche io sottoscritto. Vi ringrazio. Allora, grazie Presidente, abbiamo pochi minuti. Quindi se qualche consigliere ha il piacere di intervenire e fare qualche considerazione, do la parola, insomma, disponibilità, altrimenti chiedo alla stampa se ha qualche domanda da porre ai nostri relatori. Prego, Alda. Sì. Buongiorno, Alda Vanzan, Gazzettino. Lei ha fatto l'esempio della pista ciclabile, di questo percorso cicloturistico. Diceva è una buona opportunità di crescita economica, ma l'infrastrutturazione di servizi va valorizzato. Quindi le domande che le pongo sono in realtà 2. Uno, tutte le richieste che lei ha messo sul tappeto, cioè incentivi fiscali, semplificazione operativa, in modo che ci siano le condizioni perché la gente rimanga nelle aree periferiche, a chi le rivolgete come CNA, se alla Regione o se al Governo o a entrambi? E quindi, visto che siamo nella sede della Regione, cosa potrebbe fare di più la Regione? Mentre invece sulla pista ciclabile di cui si parlava prima, valorizzare l'infrastrutturazione di servizi, cioè cosa va fatto? Sì, allora. Qua. Vado lì? Sì. Chiaramente rispetto alla prima domanda, la richiesta in questo caso le facciamo alla Regione, ma non solo, perché le politiche chiaramente sono di livello regionale, molto legate anche alle politiche europee, quindi ci deve essere un insieme di attenzione nei confronti di queste aree. Sicuramente alcune cose sono state fatte, abbiamo il ruolo dei GAL ad esempio nei nostri territori, il ruolo delle aree delle IPA, sì, alcuni interventi all'interno del PNRR vanno in questa direzione evidentemente. È chiaro però che tutto va bene, deve essere comunque fatto anche di più e comunque secondo me visto come cabina di regia, cioè gli interventi a spot alla fine non è che portino grandi risultati, ci deve essere una politica secondo me condivisa su questi temi affinché si remi tutti dalla stessa parte. Questo è un elemento che mi sento di dire. Chiaramente qui siamo in regione e quindi è evidente che la richiesta la rivolgiamo ai consiglieri regionali e agli assessori affinché nelle prossime politiche di bilancio ci sia, come già c'è in parte ovviamente, ma ci sia ancora maggiore attenzione rispetto a questo. Poi per quel che riguarda nel dettaglio la ciclabilità,
La necessità in questo caso di servizi è legata a servizi di tipo anche tecnico, cioè molto semplici: segnalazioni, individuazione dei percorsi, punti in cui ci può essere la riparazione della bicicletta, punti in cui ci può essere il ristoro, il fatto che uno possa fermarsi a dormire non necessariamente in un albergo ma in strutture che sono attrezzate anche per chi arriva con la bicicletta, con i bagagli o altro. Legare poi agli assi principali di percorso delle direttrici che possono anche andare a portare punti caratteristici di quel territorio. È appena stato presentato pochi giorni fa l'anello cicloturistico della Val Belluna. È un percorso molto interessante di 90 km circa, chiaramente che al suo interno però ha delle diramazioni che vanno verso zone particolari parliamo in questo caso della provincia di Belluno, quella che conosco meglio, che individuano alcune zone che possono essere di interesse per il turismo. È un elemento, il turismo in bicicletta, che sta veramente crescendo tantissimo. Sarà perché anch'io sono un appassionato ciclista, quindi ci tengo in maniera particolare, ma deve essere molto valorizzato questo, perché le possibilità di crescita sono molto molto grandi. È un turismo chiaramente più lento, più tranquillo, che però per essere ben sviluppato ha bisogno anche dei servizi, anche semplicemente i punti di ricarica per le biciclette elettriche. Ormai le e-bike sono alla portata di tutti, molti di quelli che fanno questo tipo di giri li fanno con la bicicletta elettrica perché non sarebbero in grado di sostenere chilometraggi molto lunghi giorno per giorno. Pensiamo alla tratta Monaco-Venezia, è molto impegnativa. Se uno arriva però a un certo punto e non ha la possibilità di caricare la bicicletta, caricare la batteria è un problema. Ecco. Quindi tutto questo insieme di cose devono essere viste. E poi, sempre legato al cicloturismo, non vorrei scendere troppo nel particolare, però è giusto dirlo, bisogna il più possibile separare, fare in modo che i percorsi ciclistici siano separati dai percorsi delle macchine. Ci sono situazioni in cui questo è già stato fatto, ci sono situazioni che possono diventare pericolose e quindi è necessario che ci sia un'attenzione maggiore rispetto a questo. Rimango qua se c'è qualcun altro che chiede qualcosa. Come a Casa Bianca, no? Che ci sono i due... bilaterale. No, allora, se non ci sono altre richieste, io ringrazio il Presidente per aver anche risposto nel dettaglio su elementi ulteriori. Della prima parte della Regione. Allora, su quello aggiungo sul fatto che il lavoro che abbiamo presentato, oltre ad essere presentato al Consiglio regionale, quindi verrà consegnato a tutti i consiglieri e anche agli assessori, sta per essere presentato. Comunque periodicamente ci sono delle azioni perché i nostri parlamentari a livello del contesto, cioè i parlamentari veneti che si trovano all'interno del Senato, della Camera, abbiano consapevolezza del lavoro che deve essere fatto. E abbiamo avuto anche la fortuna recentemente di avere una missione al Parlamento europeo a Bruxelles. Abbiamo incontrato anche i consiglieri europei, non avevamo ancora pronto il lavoro ma l'abbiamo anticipato, quindi questo lavoro qui sarà consegnato anche a loro, sperando che possa diventare un elemento in termini di costruzione delle linee politiche e anche elettorali che verranno messe a frutto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per un'azione europea rispetto anche a questo ambito. Tenendo conto che è vero che abbiamo delle specificità italiane, ma credo che nel confronto anche con altre regioni europee possiamo trovare degli elementi di paragone o similitudine, e quindi vale la pena insomma ragionare sui 3 step, regione, Stato e Europa, in maniera più attenta possibile. Grazie a tutti.